L'anima dei divertimenti. Giovannino si rivela l'anima dei divertimenti. Il suo è un vero complesso di leader. Sarà così anche in seguito. Il gioco sarà sempre per lui un mezzo per conquistarsi il cuore dei ragazzi, a fin di bene. Con la sua fine osservazione e perspicacia aveva imparato molti giochi. Carte, tarocchi, pallottole, stampelle, salti, corse. Era conosciuto da tutti e dava spesso pubblici e privati spettacoli. E questo recava meraviglia, perché in quei tempi tali giochi erano poco conosciuti. Tutto ciò senza parlare dei giochi di prestigio, di corse, salti, ginnastiche, nelle quali cose era addirittura insuperabile. Egli aveva fatto suo il detto letare et bene facete, lasciar cantare le passere. Ogni volta che vedeva crocchi di compagni, amici o conoscenti e poteva temere che uscissero in qualche discorso poco onesto, bellamente vi si introduceva e cominciava a distrarli con parole cortesi. Poi intraprendeva qualche gioco gustoso. Ora li sfidava a prendere un soldo da terra col dito mignolo e con l'indice della stessa mano, ora a far arco della persona, rivoltandosi totalmente indietro così da toccare il suolo col capo. Ora a congiungere bene i piedi e a chinarsi a baciare la terra senza toccarla con le mani. Altre volte li sfidava a prendere con la bocca un pomo galleggiante in un mastello ripieno di acqua o una moneta nascosta in un recipiente pieno di farina, oppure a correre e saltare coi piedi legati da una funicella. Altre volte prendeva a declamare versi, parlare in latino e in greco, improvvisava sermoni, dialoghi, commedie. Così. Più nessuno pensava a discorsi pericolosi e partivano sempre con qualche salutare pensiero, nei quali Bosco era maestro perfetto. Sempre ridere e scherzare, ma senza mai peccare.